È un progetto innovativo che coinvolge 38 comuni con 30 progetti che stiamo pian pianino presentando su tutto il territorio nonostante le limitazioni della vicenda Covid sul territorio, ma che porteranno sicuramente a realizzare una rete di amministrazioni locali che assieme a Promoturismo, assieme evidentemente a Federsanità, assieme al sistema dei comuni del Friuli Venezia Giulia si offrono come possibile opportunità per chi vuole stare all'aria aperta, vuole camminare, vuole godere anche bei panorami e anche, perché no, trovare anche opportunità enogastronomiche strada facendo. Il dato parte da un'idea della Regione in materia di, come dire, di valorizzazione dell'idea del movimento a cui Federsanità ha creduto subito e per dire il vero ci ha piacevolmente sorpreso la risposta che è venuta dalle amministrazioni comunali, che si sono veramente impegnate e date da fare per realizzare percorsi affascinanti, suggestivi, diversificati l'uno dall'altro, che fanno vedere uno spaccato di una regione veramente che è un compendio di bellissime realtà. Un'ultima considerazione, noi crediamo che ci sia ancora spazio per allargare questa opportunità ad altri comuni, speriamo che la Regione tenga conto delle attese che ci sono nel mondo delle autonomie locali e soprattutto ringraziamo l'Università degli Studi di Udine per il lavoro di ricerca e di approfondimento che sta facendo rispetto a questo tipo di attività, per la quale sarà importante e siamo curiosi di leggere quali sono poi le risultanze finali. Non possiamo che auspicare a tutti una buona camminata e 10.000 passi assieme per la nostra regione, per il Friuli Venezia Giulia. E direi che l'idea semplice, se vogliamo perfino banale, è quella di stare all'aria aperta, ma stare all'aria aperta dando anche un senso come dire, di accompagnamento rispetto a percorsi che possono, come dire, essere riscoperti, che sono conosciuti a volte soltanto dalle comunità locali e che vengono invece offerte e veicolate più in generale a livello regionale, perché no anche extraregionale. Quindi l'idea è quella di creare una vera e propria rete, la rete dei 10.000 passi del Friuli Venezia Giulia, da proporre come format anche a livello nazionale.